Addio Italia! Il gruppo Reve lascia e cede tutti i supermercati con il marchio Billa. In Veneto ci sono 53 negozi, di cui 13 a Padova, 11 a Venezia, 11 a Vicenza, 9 a Treviso, 4 a Verona, 4 a Rovigo e 1 a Belluno. Adesso la multinazionale alimentare si concentrerà su mercati emergenti e molto più vantaggiosi, come quelli dell'Europa dell'Est. È un segno che le multinazionali estere vengono qui, decidono di sfruttare più possibile il territorio, quando vogliono lasciano per andare a investire in altri paesi esteri. È un segno che i governi, qualsiasi colore, non mettono a salvaguardia il territorio e l'occupazione. Il gruppo tedesco, titolare del marchio austriaco, è noto per le strategie aggressive. In Italia i supermercati Billa erano diventati famosi per le aperture festive. Volevano portare pezzi di pille all'estero, perciò hanno spinto selvaggiamente alle aperture. Quando non interessa più vanno via. In Italia sono 4.000 i dipendenti Billa, 220 solo in Veneto. Adesso per loro l'occupazione è a rischio, anche se ci sarebbero trattative con altri gruppi, e i negozi Billa potrebbero essere acquistati da altri marchi pronti a spartirsi la quota di mercato lasciata libera. Il personale potrebbe così essere riassorbito. Preoccupa però l'incertezza. Quanti competitor possono essere interessati e soprattutto a quali condizioni? E che fine farebbero gli uffici amministrativi e i magazzini? Competitor ce ne sono e so che stanno facendo delle trattative un pochino più preoccupati per quanto riguarda amministrazione e magazzino. Billa chiude in Italia, dove il mercato è saturo e dove si registra un calo di fatturato. Tutta l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Certo, anche questo è un segno della crisi, un campanello d'allarme che suona come un monito. E spero che succeda anche una riflessione a livello nazionale, perché è un segnale importante quello che sta dando il Billa. Io spingo tanto, però poi me ne vado via e il governo dovrebbe essere più attento, non come in passato.